Come da tradizione, la Fiera del Socco di Grisignano ha tagliato il nastro e dato il via ad una settimana di manifestazioni, eventi, ma soprattutto di richiamo per migliaia di visitatori. D'altronde il detto popolare vuole che a Fiera del Socco gesede tutto, no? Gesede tutto come a Fiera del Socco. E effettivamente ogni sguardo, ogni scorcio che si fa durante questa grandissima camminata di 10 km di bancarelle nella mostra artigianale, negli stand gastronomici, ogni sguardo appunto si trova uno scorcio diverso, una visione diversa, una situazione diversa. Blindatissimo il centro del paese, la cui via principale si trasforma in una lunga zona pedonale, ai cui ingressi per sicurezza sono stati messi in New Jersey in cemento, mentre la polizia locale devia il traffico. Allestito anche un punto di primo soccorso con tanto di ambulanza. Si parla di terrorismo, ma in realtà non è questione di terrorismo, è proprio questione di rendere i pedoni tranquilli, che possono passeggiare in maniera tranquilla e serena senza avere i veicoli che ci sono vicino. Una fiera dalle antiche e radicate tradizioni. Nasce proprio la notte dei tempi, perché non contiamo nemmeno il numero delle edizioni. Pensate che i primi documenti storici che abbiamo trovato negli archivi vescovili piuttosto che a Venezia, insomma, parlano già dei primi 1400, però qualcuno dice di avere qualche documento anche prima. Un passato che si fa presente attraverso un ponte ideale col Brasile, dove 140 anni fa dalle terre venete furono molti ad emigrare, ed oggi col comune di Novarassà, dove si parla addirittura il veneto. Noi qui stiamo facendo la raccolta firme per il riconoscimento della lingua veneta. Loro hanno le università e con lui parlo in veneto, quindi è proprio simpatica questa cosa, e quindi oggi suggelleremo quello che è un ulteriore passo in avanti per quello che sarà poi un vero e proprio gemellaggio con loro.